Il Lions Club Agrigento Valle dei Tempi, presieduto dal professore Francesco Pira e coadiuvato dai soci del club, nell'ambito delle attività di service a sostegno delle persone fragili e dell'impegno sociale in occasione della festa dei nonni, ha trascorso con i propri soci momenti di gioia e armonia insieme agli ospiti delle congregazioni delle figlie di San Giuseppe di Agrigento, tra i giovani musicisti, studenti delle superiori Salvatore, Mattaliano, Guzzo e Callari, a intrattenere le nonnine ospiti con canti tipici siciliani. Francesco Pira, presidente, ha ricordato che gli anziani rappresentano una risorsa per tutti noi, portatori di saggezza, come detto dal Presidente della Repubblica Mattarella. Grazie a loro possiamo esercitare i nostri diritti e siamo liberi. Presente all'iniziativa anche la Presidente della Zona 26 del Lions Club International Mariella Antinoro. Il Presidente Pira ha ringraziato anche Superiora Suor Modestina e le sue collaboratrici per la splendida ospitalità offerta. Oggi abbiamo voluto celebrare la festa dei nonni in un luogo splendido, nella casa di riposo della congregazione delle figlie di San Giuseppe. Abbiamo voluto in qualche modo onorare quello che ha detto nelle ultime ore il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le persone anziane hanno rappresentato non soltanto il nostro passato, ma hanno costruito per noi un mondo migliore. Noi abbiamo voluto farlo unendo le generazioni, perché a suonare le canzoni tipiche siciliane sono state 3 ragazzi molto giovani che hanno avuto la gioia di dividere e condividere con noi quella che è la loro passione. Quindi è stata una mattinata di allegria, una mattinata insieme a delle persone che rappresentano, come ci dicevano gli indiani, la saggezza. Noi dobbiamo avere rispetto per gli anziani perché sono per noi una forza importante, sono una forza